Buongiorno a tutti, benvenuti nella chiesa di Udine, benvenuti anche voi da casa che ci state seguendo. Iniziamo questo culto con questo versetto da Prima Cronache al capitolo 16, e il versetto in questione è il versetto 10 e dice così, potete vedere anche sullo schermo: gloriatevi del suo santo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore. Amen. Cerca il Signore perché, se analizziamo questo versetto, piccolo versetto, troverai un tesoro incommensurabile ed eterno soprattutto. Puoi superare le tue paure, puoi ottenere la sua presenza, e non è poco ottenere la sua presenza, e puoi avere un padre sempre pronto per dialogare. A volte ci discuto con il Signore, a volte ci parlo, a volte gli chiedo delle cose, ma sempre mi risponde. In che modo lo fa? Con la sua parola. E allora noi vogliamo dire al Signore: gloria, gloria a te Signore, gloria a Dio, gloria al suo santo nome, gloria Signore. Lo facciamo in piedi, cantiamolo tutti assieme, a voce alta. Prego.
Se vuoi pace e gioia nel cuore, sappi che Gesù te la dà. Se vuoi pace e gioia nel cuore, sappi che Gesù te la dà. Signore nostro Dio, alleluia, sia gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore, perché abbiamo questa gioia nel cuore, abbiamo questa pace nel cuore, abbiamo un Dio che ci ascolta, abbiamo un Padre che ci consiglia, un Padre che ci istruisce. Grazie, Signore, perché è un grosso privilegio averti al nostro fianco, Signore. Ci proteggi ogni giorno, quando siamo al lavoro, quando siamo in qualsiasi circostanza. Signore, alleluia, perché ci hai dato Gesù. Alleluia, anche perché oggi abbiamo potuto vedere la luce del giorno. Alleluia, Signore, perché possiamo condividere la parola tutti insieme, Signore, in piena libertà. Possa tu proteggere, Signore, i fratelli e le sorelle che sono in ferie. Possa tu proteggere le persone che da casa in questo momento stanno chiedendo aiuto e chiedono Abba Padre, Signore, e alzano la voce, implorano la voce a te, Signore. Noi mettiamo tutte queste persone in preghiera, Signore, ma tu conosci il loro nome, anche se noi non lo conosciamo. Benedici questa domenica, che sia una domenica santa, Signore, sotto la tua guida. Alleluia. Amen. Abbiamo appena cantato questo canto, avete visto nel ritornello quante volte abbiamo scritto alleluia, non è un caso, abbiamo scritto proprio di proposito. Alleluia significa sia lode al Signore, letteralmente. Salmi 4, versetto 7 invece, leggeremo questo. Tu mi hai messo in cuore, ecco l'abbiamo cantato, più gioia di quella che essi provano, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Amen. Ti piacerebbe vivere nella gioia eterna? Sì o no? Ti piacerebbe vivere una pace eterna? Il Signore può darti tutto questo in eterno. Sicuramente su questa terra non siamo esenti da dolori, da dispiaceri, ma la promessa futura, ecco, la Bibbia parla di una promessa futura, parla di gloria eterna, questa promessa. Puoi stare alla sua gloria in eternità. Pensaci, pensa alle parole del salmista e allora sentirai questa gioia. Non perché hai vinto qualcosa al Superenalotto, non perché hai ottenuto un bel lavoro, che anche quello a volte può dare gioia, un bel lavoro, no? Per esempio. Però la gioia eterna è qualcosa di più, perché tutto quello che c'è su questa terra finisce, ma quello che c'è dopo è eterno. Tu sei degno, Signore. Vogliamo dirti queste parole, tu sei degno. Facciamolo in piedi. Salmo 42, versetto 2. Un altro semplice versetto che
stiamo accorgendo che da un semplice versetto invece quante cose si possono imparare. L'anima mia, dice, è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, vediamo anche un desiderio, no? Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, dopo una giornata di attività sportiva, no? Avete sete? Avete quella grande sete? Sì o no? Oppure vi alimentate da soli, vi autoalimentate? Ebbene, quello sta dicendo il salmista. È la stessa sensazione, quella sensazione di sete. L'anima mia è assetata, ho bisogno di bere di te, Signore, della tua parola. Del Dio come? Vivente. Non parla di un Dio che è stato messo lì sulla croce, morto e basta. Noi non lo raffiguriamo così. Noi lo raffiguriamo come un Dio che vive, perché è così. Perché è la Bibbia che ci dice che è un Dio vivente. Non è che ci stiamo inventando noi. Allora tu hai la stessa sensazione, oppure meglio dire, hai lo stesso desiderio di questo salmista? Vuoi correre dal Signore a bere la sua acqua? Io voglio correre dal Signore. E faremo questo canto. Ci accomodiamo seduti, faremo questo canto da seduti. E si chiama Io corro da te. Corriamo dal Signore, il Signore ci aspetta, corriamo da Lui, è sempre lì che vuole accoglierti tra le sue braccia. Come vuoi ringraziare il Signore? Possiamo farlo in tanti modi, cantando, l'abbiamo appena fatto, leggendo le scritture, ma anche pregando. Quindi è anche il tuo momento adesso, anche tu da casa puoi pregare con noi. Preghiamo tutti, facciamolo in maniera comunitaria. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa ove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Alleluia. Buon Padre, che privilegio questa mattina essere alla tua presenza, poter portare alla tua presenza ogni strumento a corda, portare alla tua presenza anche i movimenti del nostro corpo che si allineano alla lode, al ringraziamento, a quello che percepiamo attraverso il tuo spirito all'interno dei tuoi cortili. E noi questa mattina siamo appagati dalla gioia, da quella pace che proviene da te. Prepara il nostro cuore all'ascolto, Signore. Vogliamo ascoltare la tua voce questa mattina per cambiare, per far crescere e per dare motivazione alla nostra esistenza. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie per la tua misericordia, Signore. Grazie perché sei un Dio buono, un Dio che è sempre lì, a braccia aperte e aspetta solo noi, Signore. Grazie perché il tuo amore è così grande da riempirci i cuori di gioia. Sei l'unico vero Dio e l'unica certezza in questo mondo, Signore. Grazie perché saremo con te a vivere in eterno con te, Signore.
Grazie perché noi possiamo essere qui a lodarti con tanta gioia e felicità. Signore, grazie perché ripulisci qualsiasi cosa, qualsiasi peccato e lo fai diventare bianco, Signore, bianco come la neve. Grazie ancora, amore, del tuo immenso amore, Signore, che ogni giorno continui a dare a tutti i tuoi figli, Signore. Siamo qui a ringraziarti, a lodarti con tutto il nostro amore. Nel nome tuo noi ti lodiamo. Amen. Amen. Sei lodato, Signore, perché appartiene a te la potenza, la gloria, la misericordia e la giustizia. Signore, grazie perché tu sostieni la creazione, sostieni le creature, sostieni i tuoi figli. Sai raggiungere i ribelli, sai raggiungere coloro che ti rifiutano, sai raggiungere, fare in modo che le ginocchia si pieghino davanti a te e ti chiedano soccorso. Signore, io voglio lodarti perché tu sei il Dio sovrano, colui che ha misericordia fino alla fine. E Signore, io ti voglio benedire, Signore, per ciò che stai facendo nelle vite di ognuno di noi. Per questo io ti lodo nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie, Signore, perché siamo qua. Signore, grazie, Signore, perché tu sei fedele nelle piccole, nelle grandi cose, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci stai vicino, Signore, ci sostieni, Signore, e ci aiuti in ogni cosa, Signore. Noi vogliamo ringraziare per la settimana che è passata, Signore, ti vogliamo ringraziare per quello che tu hai fatto, per come ci hai sostenuto, per come hai fatto andare avanti tutte le cose, Signore. E ti voglio ringraziare per questo, Signore, perché tu sei fedele, sei sempre con noi, ci stai vicino, Signore, anche quando noi non pensiamo, ma tu sei sempre lì, Signore. Grazie, Signore, grazie veramente di tutto quello che tu fai per noi, Signore, grazie anche per questo sostegno. Calma, Signore, forza, Signore, anche perché ti ringraziamo anche per come dividi questo problema, Signore. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Gesù, Signore. Amen. Amen. Salmo 119, versetto 165, e dice così: grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere. La pace, che cos'è la pace? È la legge del Signore. Ma che tu ci creda o no, devo dirti una cosa. Quando non sono di buon umore, leggo la legge del Signore, cioè leggo le scritture, la sua parola, e trovo tutte queste cose, proprio le ho volute scrivere. Trovo pastura, trovo abbondanza di cultura, trovo saggezza, trovo insegnamenti, trovo tutto quello di cui ha bisogno, sali minerali, proteine, qualsiasi cosa. E allora da chi andrò se non in te?
Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? La pace, l'amore, la gioia del cuore, dove troverò? Dove troverò il Dio, troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco, non mi abbandona, non mi abbandona. Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? L'aiuto, la forza, l'abbraccio di un padre, dove troverò? Dove troverò il Dio, troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco, non mi abbandona, non mi abbandona. In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona. Signore, tu cammini al nostro fianco, Signore. Perdonaci se a volte, Signore, siamo noi che vogliamo camminare da un'altra parte. Perdonaci se a volte attraversiamo un'altra strada. Perdonaci, Signore, perché tu sei un Dio fedele invece, sei sempre accanto a noi. Voglia tu, Signore, continuare a benedire questo culto e la parola che porterà oggi, Signore, Davide Taccher. Benedici, Signore, il suo cuore, quello che gli hai messo soprattutto nel cuore. Grazie, Signore, per quest'altro momento di questa domenica speciale, perché la domenica con te è sempre speciale. Amen. La parola a Davide Taccher viene da una città molto lontana che è Trieste, 40 km da qui, chilometro in più, chilometri in meno. A dopo. Precisamente da Sistiana, diciamo 18 chilometri più vicino. Però arrivavamo una settimana fa, settimana e 2 giorni fa, diciamo, molto più lontano, arrivavamo quasi a 2000 metri nelle alte montagne della Svizzera. Ora, lì io sono rientrato un sabato, non ieri, ma ieri 8 giorni fa, 7 giorni fa, 8 giorni fa adesso. E invece richiede ieri sera alle 11:15 di sera, è rientrato col treno. Bene, vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, puoi tu aprirci gli occhi, ma molto di più il cuore, a sentire quello che tu
vuoi dirci dalla tua parola oggi? Insegnaci, ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Parlando della Svizzera, allora qualche anno fa la nostra famiglia stava viaggiando in macchina verso il paese di mia moglie, Svizzera, per passare una settimana di vacanza nelle montagne alte di questo paese, la Svizzera, a Davos, dove grazie a Dio suo zio adesso e i suoi cugini hanno delle chalet, ci lasciano gratuitamente, è una benedizione enorme. Siamo arrivati a Bolzano quell'anno e poi abbiamo preso la strada per Merano, voi che conoscete un po' la zona, e poi da lì, seguendo le indicazioni sulla nostra carta geografica, siamo arrivati a una rotonda in cui c'erano 2 potenziali strade da poter prendere per passare sopra le montagne e arrivare alla nostra destinazione. Qualcuno c'era un disegno qui, se può mettere quella prima. La montagna. Non delle montagne, ma quella, diciamo, il bivio, quel giallo, quella carta geografica. Ecco. Ok, vedi quel bivio? Siamo arrivati qui da Milano e poi quella bivio. 2 strade. Abbiamo preso quella sotto, che porta proprio al passo di Stelvio. Non avendo mai fatto la strada prima, abbiamo scelto la strada che portava al passo Stelvio. Ma dopo, quando siamo arrivati al confine, in mezzo alle montagne, c'era una forte nebbia e non si vedeva bene la strada. E poi abbiamo notato che su quella strada non c'era un guardrail e che spesse volte alla distanza di un mezzo metro dalla strada c'era un precipizio o un diruppe che scendeva giù 100 metri o di più. Bastava un piccolo, metti anche quella foto delle montagne. Vedi quelle strade? Proprio senza guardrail e in mezzo alla nebbia, potete immaginare. E si vedeva, io ho dovuto un pochettino guardare fuori dalla strada per vedere, per essere sicuro che era sulla strada. Bastava un piccolo sbaglio nella nebbia e la nostra famiglia sarebbe precipitata nel vuoto, terminando il nostro pellegrinaggio su questa terra. Da quella volta in poi, siamo tornati 2 o 3 volte dopo, anche quest'anno. Mia moglie, e la figlia può essere un testimone di questo, essendo stata terrorizzata quel giorno, rifiuta di prendere la strada che porta sul passo Stelvio. Il passo Stelvio non è un problema, è dopo, in Svizzera. Per lei e per molte altre persone quella strada è troppo insidioso, rischioso e pericoloso. Tutto dipendeva dal bivio che abbiamo preso quel giorno indimenticabile. La nostra vita è pieno di bivi e le scelte che prendiamo a questi bivi determineranno la direzione della nostra vita, o per il bene o per il male. Stamattina vorrei esaminare con voi la vita di un personaggio biblico un po' particolare. Vogliamo osservare e scrutare, esaminare. Insieme 4 bivi insidiosi e pericolosi nella sua vita. Questo personaggio biblico un po' particolare si chiamava Lot. Non si sente messaggi spesse volte su Lot, vero? Ogni tanto è bene esaminare la vita dei personaggi biblici. È difficile trovare
una persona senza pregi e difetti. Tutti ce l'abbiamo. La Bibbia presenta in evidenza. L'unica che penso proprio nella mia testa che non aveva, almeno non aveva difetti sicuro, però che non viene detto è Daniele, è il mio errore, però quello che ha subito non credo. Però Lot è un altro personaggio ben particolare. Lui era il nipote di Abramo, il figlio del suo fratello. La sua storia si trova all'inizio della Bibbia nel libro di Genesi. Leggiamo dei passi insieme. In Genesi 11 vediamo un po' la sua storia, dal versetto 27 fino a 27-28, poi anche versetto 31. Dice qui, questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. No, non si sente più di Aran, è morto. Si sente di Naor e si sente di Abramo, però non di Aran. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel paese natale in Ur dei Caldei, nel sud di, oggi sarebbe il sud dell'Iran, Iraq, quella parte là. E Tera prese, cioè il papà di Abramo, prese Abramo suo figlio e Lot, figlio di Aran, suo nipote, e Sarai, sua nora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Carran e là soggiornarono. Poi capitolo 12, i primi 3 versetti. Il Signore disse ad Abramo: vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà. Ed in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto. E Lot, suo nipote, il figlio del suo fratello, andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Carran. E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio del suo fratello, e tutti i beni che possedevano, e le persone che avevano acquistati in Carran, e partirono verso il paese di Canaan. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. E lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. E di là si spostò verso le montagne, ad oriente di Bethel, e piantò le sue tende, avendo Bethel ad occidente ed Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore, invocò il nome del Signore. Venne una carestia nel paese di Abramo, nel paese di Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. E Lot, questo uomo Lot, il nipote di Abramo, era un uomo salvato, giusto, un seguace di Dio, un uomo che amava e temeva Dio. Ascoltiamo quello che Dio dice di lui per mezzo della bocca dell'Apostolo Pietro. Dice, in 2 Pietro, capitolo 2, dice: se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti impiamente, e salvò il giusto Lot. Queste sono le parole di Dio. Salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere
inique. Domanda. Come è possibile per un credente, un seguace di Dio, che è partito così bene con la sua vita, che puoi finire così male? Fratelli e sorelle miei, Lot potrebbe essere qualunque persona in questa stanza, me stesso incluso. Lot poteva essere qualunque di noi. Dove finiremo il nostro cammino spirituale dipenderà moltissimo sulle scelte che faremo davanti ai bivi nella nostra vita. Ciascuno avremo. Abbiamo avuto e avremo nel futuro. Dei bivi. Cosa faremo? Stamattina vorrei osservare e scrutare insieme a voi 4 bivi insidiosi e pericolosi nella vita di questo uomo, Lot, e valutare le scelte che ha preso davanti a questi 4 bivi, che hanno fortemente impoverito il suo cammino con Dio. E vorrei cercare di pigliare qualche lezione dalle scelte di Lot per noi, per la nostra vita. Ecco il primo bivio insidioso nella vita di Lot. Si trova il bivio è proprio questo: restare con la famiglia spirituale o separarsi dalla famiglia spirituale. È un bivio enorme. Leggiamo in capitolo 13, problema. Genesi 13, versetto 7 fino ad 11. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Farisei abitavano in quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te. Non ci sia discordia fra me e te, né tra i pastori e i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta davanti a te, forse davanti a te. Ti prego, separati da me, se vuoi, in quel senso là. Se tu vai a sinistra, allora io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Allora alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata fino a Suar, come il giardino del Signore, come il paese di Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente, e così si parlano l'uno dall'altro. Questo è il bivio. Restare con la famiglia spirituale o separarsi dalla famiglia spirituale. Per Lot, Abramo e la sua famiglia rappresentavano ed erano la sua famiglia spirituale. Il centro e il cuore della sua vita spirituale. Dovunque andava Abramo, costruiva un altare e adorava il suo Signore. E Lot era sempre là, insieme con la famiglia. Adoravano insieme con Abramo questo Dio. Per Lot, Abramo e la sua famiglia rappresentavano ed erano coloro come erano il tabernacolo, il tempio, le sinagoghe per gli ebrei, come la Chiesa per noi credenti oggi. Nella famiglia spirituale c'è la presenza di Dio, c'è il nutrimento spirituale per crescere, c'è la protezione di Dio e della famiglia, c'è la comunione dei fratelli, c'è le preghiere dei credenti per te, membri della famiglia, la correzione della famiglia, e ci deve essere. Guai se non c'è correzione. L'aiuto della famiglia per ogni tuo bisogno e ogni tua esigenza. Nella famiglia spirituale ci sono tutte queste benedizioni. Lontano dalla famiglia spirituale non c'è nessuna di queste benedizioni. Una pecora che sia lontana dal gregge
dal pastore diventa un bersaglio facile per un animale predatore, per un lupo, per un leone, qui per un sciacallo, dove era 2 notti fa per un orso. Molto facile, molto facile. Alcuni di voi, qui non tutti, ma alcuni di voi hanno conosciuto una certa signora Rosanna, italo-americana, che diversi anni fa faceva parte della nostra chiesa qui a Udine. Quando la ditta per cui lei lavorava in America ha offerto a lei un lavoro ben remunerato per un anno qui a Udine, prima di accettare questa proposta di lavoro ha cercato informazioni sulle chiese evangeliche esistenti nella zona. Nelle sue parole diceva: non avrei mai accettato questo lavoro se non avessi saputo prima che ci fosse una chiesa evangelica sana da poter frequentare in questa zona. Per lei restare senza una chiesa locale, una famiglia spirituale per un anno era troppo pericoloso spiritualmente. Io sono pienamente d'accordo con lei. 1 Pietro 5,8 dice: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Questo leone ruggente gira sempre cercando. Se trova una pecora separata dal gregge, dalla sua famiglia spirituale, allora buon appetito, signor leone. Buon appetito. Questo leone ruggente è pericolosissimo, crudele. Non importa se, poveretto, no, buon appetito. Cos'è il principio qui? Quando cercate un lavoro o venite offerto un lavoro in un'altra città, prima di accettare quel lavoro, controllate bene se c'è una chiesa evangelica sana in quella città. Se non c'è una chiesa sana vicino al lavoro proposto a te, non accettate il lavoro. Io direi la stessa cosa in riguardo a una scuola o un'università dove volete studiare. Se non c'è una chiesa sana vicino, non andate. È troppo pericoloso. Però tu diventi come una pecora smarrita. Facile preda per il leone ruggente. Quando fate il servizio militare, e qui sono più che consapevole che delle volte non avete nessuna scelta in riguardo a dove venite mandate, lo so. Sono stato militare per 3 anni, ma nelle occasioni in cui avete una scelta in riguardo alla città o al paese all'estero, controllate bene prima della scelta finale le città in cui potreste essere mandate in servizio, per sapere se c'è una chiesa sana vicino dove troverai la vita spirituale. Altrimenti potreste trovarvi isolati, lontano da una comunità spirituale e come conseguenza guastare seriamente il vostro cammino con Dio. Purtroppo Lot, trovandosi a questo bivio insidioso, pericoloso, ha scelto di separarsi da Abramo. Non doveva. Poteva, vendere un po' delle sue pecore, poteva, a tutti i costi, no, io devo restare con te, Abramo, non voglio essere lontano. Ha scelto di separarsi da Abramo, dalla sua famiglia spirituale. Il suo cammino spirituale con Dio ha subito le conseguenze. E ben presto Lot, separandosi dalla sua famiglia, si trova davanti a un altro bivio, insidioso e pericoloso, nel suo cammino terrestre. Ecco il bivio numero 2. Tenersi lontano dalle attrazioni affascinanti e malvagie, o
avvicinarsi a queste attrazioni affascinanti e malvagie. Cosa faccio? Genesi 13, versetto 10 fino a 13, dice: allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutto quanto irrigato, fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno. Che bello! Come il paese di Egitto. E così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostarsi le sue tende verso l'oriente. E così si pararono l'uno dall'altro. E Abramo dimorò nel paese di Canaan, e Lot abitò nelle città della pianura e giunse un po' alla volta a piantare le sue tende, un po' alla volta, fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata, peccatrice contro l'Eterno. In questo caso l'attrazione affascinante era la bellissima pianura e valle del fiume Giordano e le sue città, Sodoma, Gomorra, eccetera. Ci sono presentati agli occhi di Lot come il benessere, le ricchezze, una vita di cultura nella città, sia per lui che per la sua famiglia, una vita sociale alta. Era già abbastanza ben ricca con le sue pecore e greggi. Una grande opportunità per commercio, per guadagnare soldi, tantissimi soldi. Apparentemente le opportunità, le possibilità di ricchezze, di guadagno hanno accecato i suoi occhi alla malvagità in quelle città. E c'era. E come? Basta leggere l'ultimo versetto 13. La gente di Sodoma era grandemente depravata, peccatrice contro l'Eterno. Noi abbiamo una parola oggi nella lingua italiana che viene proprio da Sodoma, un sodomite, un omosessuale. Proprio vuol dire questo. Era proprio una città depravata. E Lot, a questo bivio insidioso e pericoloso, ha scelto di avvicinarsi a queste attrazioni affascinanti, malvagie, ma con quali conseguenze? Ha perso tutta la sua potenza, ha perso tutta la sua influenza spirituale. La sua famiglia è diventata fortemente impregnata e colorata con i valori e le moralità, o meglio dire, le immoralità di Sodoma. Le sue famiglie, le sue figlie, la sua moglie, impregnata e colorata da questi costumi, da questi valori, da questa moralità. Le sue figlie si sono fidanzate con uomini sodomiti, pagani, immoralissimi. Alla fine le sue figlie hanno ingannato il padre, così impregnate di questi valori, hanno ingannato il padre e commesso incesto con lui, facendo nascere due nazioni nemiche di Israele, gli Ammoniti e i Moabiti. Lot, nipote di Abramo, partito così bene. Esattamente come l'Apostolo Paolo scrisse in 1 Corinzi 15, versetto 33. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tu non puoi stare con persone non credenti, con valori orrendi, sempre, e qualcosa non ti tocca. No, io ho tanti amici non credenti, cerco di evangelizzarli, però tu sei solo con loro, senza nutrimento da altra parte. Allora, vi garantisco, prima o poi, questi loro valori diventeranno i tuoi.
Oggigiorno le attrazioni affascinanti e malvagie sono dappertutto. Le discoteche, le night, i concerti di stelle, musicisti secolari. Io, da giovane, universitario, la nostra università oggigiorno è 30-40 mila studenti, in quei tempi erano su 20.000 studenti dove ho studiato. E sempre concerti, quasi una volta al mese. E sono andato come tutti gli altri, erano giovani credenti, giovanissimi, a sentire un concerto con una cantante, avete sentito immagino, Tina Turner, nel lontano 72-73. Quello che ho visto quella sera è una cosa da sciocco. Io sono rimasto offeso in un certo senso. Lei davanti a tutto il pubblico di forse 10.000 studenti, cantando però con suo marito o cantante compagno, ha imitato quasi un atto sessuale con lui, diciamo, proprio lì, cioè non l'ha fatto, però tutte le emozioni erano, caspita, proprio così. Bravissimo cantante, orrendo con oggigiorno i concerti cosa fanno? Voi sapete benissimo, basta sentire certe cose. Anch'io, a me piace la musica, anche persone cantanti, però io sono rimasto deluso, quel famosissimo cantante lirico, il più famoso che abbiamo mai, è morto adesso, qualche anno fa, che era il più famoso, Pavarotti. Quando ho visto a Sanremo dire certe cose, cantare qualcosa, io sono rimasto, io ho spento la televisione e se mai più. Cantante da migliore che forse l'Italia mai fatto, però quello che ha fatto è quello che ho sentito con le mie orecchie. No. Oggigiorno il casino con i giochi azzardi, i film compromettenti. Oggigiorno è difficile trovare un film pulito, senza parolacce, e non solo parolacce piccole, usano anche quella che mi sorprende, quando io ero diciamo all'età di Laura, sentire la parola che in inglese comincia con F, voi conoscete cos'è? Non si usava mai, cioè una cosa offendeva, era una cosa che non si sentiva. Oggigiorno anche i politici usano. Sembra ogni altra parola. I film compromettenti, i siti internet compromettenti, la pornografia in tutti i suoi pacchetti, anche sui cellulari. Abbiamo avuto un ragazzo lì, era il fratello di un membro della nostra chiesa a Trieste. Con pornografia. Tutto proprio lavorare per fare tutto. È meglio buttare via quelle cellulari. So che oggigiorno è difficile per prendere uno con cui non puoi mettere internet. Se questo è un problema, se tu non riesci. Però l'attrazione c'è. E questi sono alcuni, eccetera. Voi sapete benissimo. Lot, trovandosi al bivio insidioso e pericoloso, ha scelto di avvicinarsi alle attrazioni affascinanti di Sodoma. E un po' alla volta egli si è avvicinato sempre più a Sodoma e poi alla fine si è spostato ad abitare dentro, prima nelle tende, però dopo dentro le mura delle città. E vivendo nella città di Sodoma, il suo cammino con Dio si è quasi spento. Non possiamo vivere nella fognatura e non puzzare della fognatura. Viviamo dentro, puzziamo come. Tu vai nella stalla, siete mai stati nella stalla? Basta andare dentro ed esci, non hai toccato niente, però caspita,
tutti i vestiti sono impregnati. Forse qualcuno fra di noi qui stamattina si trova a questo bivio nella sua vita, indirizzando la domanda come se fosse te. Quale scelta farai? Sappi che la tua scelta davanti a questo bivio insidioso e pericoloso influenzerà la tua vita spirituale e la vita spirituale della tua famiglia da oggi in poi, o per il bene o per il male. Ma perché siamo i suoi figli, quando ci troviamo in queste situazioni non sane per la nostra crescita spirituale, Dio sempre interviene, sempre, avvertendoci in qualche modo. E così Dio ha fatto con Lot. Adesso Lot si trova davanti a un altro bivio, insidioso e pericoloso nella sua vita. O, ecco il bivio, ascoltare gli avvertimenti personali di Dio, o tappare gli orecchi, non ascoltare quello che Dio vuole dire, gli avvertimenti personali che Dio fa. Genesi 14, primi 3 versetti. Avvenne al tempo di Amrafel, re di Shinear, di Arioch, re di Eleazar, e di Kedor Laomer, re di Elom, e di Tedial, re di Goim. Ed essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, e Seniab, re di Adma, e Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidom, che è il mar salato. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim, il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli, la valle di Sidim, contro Kedor Laomer, re di Elam, Tedial, re di Goim, Amrafel, re di Shinear, Arioch, re di Eleazar, e 4 re contro 5. E la valle di Sidom era piena di pozzi di bitume, tipo asfalto, però. Il re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono e fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene presero anche Lot, figlio e fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a riformare Abramo, l'ebreo, che abitava alla querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, come aveva udito che il suo fratello, suo nipote, era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, ed inseguì il re fino a Dan. Divise la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse, li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco, e recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, suo nipote, con i suoi beni e anche le donne, il popolo. Ecco, la sconfitta, il saccheggio di Sodoma da Kedorlaomer, il re di Edom, e la cattura di Lot e la sua famiglia, insieme con tutti gli abitanti di Sodoma, era un chiaro avvertimento dalla parte di Dio a Lot. E dopo che Abramo è venuto in soccorso a Lot e agli altri, e che ha sconfitto Kedor Laomer e ha liberato suo nipote Lot, Lot avrebbe potuto lasciare Sodoma e poi tornare a stare con suo zio Abramo di nuovo, poteva, ma niente da fare. Ormai gli antenni spirituali di Lot non ascoltavano più, non sentivano più la voce del Signore, ed egli è rimasto piantato insieme alla sua famiglia dentro le mura.
della città malvagia di Sodoma. Quasi sempre, prima di mandare dei giudizi, il Signore manda prima degli avvertimenti. Ad Israele gli ha mandato i suoi profeti. Al re Saul gli ha mandato Samuele. A Nineve gli ha mandato Giona. Alla chiesa di Asia, oggigiorno la Turchia, gli ha mandato le 7 lettere di Apocalisse 2 e 3, dicendo ai pastori di queste chiese: ecco la situazione in cui vi trovate, questo apprezzo, ma questo ho contro di te, ravvedetevi, venga in giudizio. O ascolti o non ascolti e subisci giudizio. Lot, trovandosi al bivio, insidioso e pericoloso, non ha ascoltato l'avvertimento del Signore e dopo ha pagato caramente le conseguenze. Forse stamattina Dio sta parlando ad alcuni di voi, o forse qualcuno di voi. O che stanno seduti qui o che stanno ascoltando la trasmissione in diretta. Dio vi ha avvertito e sta avvertendovi di un pericolo imminente nella vostra vita. Domanda: state ascoltando la sua voce? Avete le antenne vostre in sintonia con la sua voce? Se egli vi avverte, ascoltate quello che egli dice e cambiate strada prima che diventa troppo tardi. Dopo una catastrofe nella sua vita, Lot è arrivato a un altro bivio, insidioso e pericoloso nella sua vita. Questa è la quarta bivio. Cosa farà? Cercare la volontà di Dio per la sua vita? O vagare nel buio della sua catastrofe e finire alla deriva spiritualmente con la sua vita? Cercare la volontà di Dio o vagare al buio o nel buio e finire alla deriva. Genesi 19 è una storia molto triste. Genesi 19. I 2 angeli giunsero a Sodoma verso sera e Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi, poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece così tanto premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. E quegli uomini, versetto 12, dissero a Lot, quello della città, quegli uomini dissero a Lot: chi è ancora qui? Questi angeli? Chi è ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore. Il Signore ci ha mandato a distruggere la città. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e dissero: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. E quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi la tua moglie e i tuoi figli che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e i suoi 2 figli, perché il Signore lo aveva
lo voleva risparmiare, lo portarono via e lo misero fuori dalla città. E dopo averli fatto uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore, e distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Per Lot era una catastrofe totale. Egli ha perso la sua casa, che per un friulano vuol dire molto, per la sua casa. Molti vivono per costruire, fare la casa. Ha perso la sua casa, ha perso il suo lavoro, ha perso le sue ricchezze, ha perso il suo gregge, la sua moglie, i suoi futuri generi e tutti i suoi amici. Ed è tornato quasi al punto di partenza, al punto zero, adesso con quasi niente nelle sue mani. Che cosa farà? Che cosa farà? Ecco il bivio insidioso e pericoloso davanti a lui. Lot poteva o tornare a cercare la volontà di Dio per la sua vita, come ha fatto sempre Abramo, o poteva vagare nel buio della sua catastrofe. Ma Signore, come mai? E proprio concentrarsi su quello che è successo, catastrofe. Poteva vagare nel buio della sua catastrofe e finire alla deriva spiritualmente con la sua vita. Purtroppo Lot, trovandosi al bivio, si è lasciato andare e la sua vita finisce in modo malissimo. Leggiamo in Genesi 19, versetto 30. Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue 2 figlie, perché ovviamente la moglie è già morta, diventa sale, perché temeva di stare in Soar e si stabilì in una caverna, in un buco delle montagne, egli con le sue 2 figlie. La maggiore delle figlie disse al minore: nostro padre è vecchio e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino al nostro padre e corichiamoci con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre. E quella stessa notte diedero da bere del vino al loro padre. La maggiore entrò e si coricò con suo padre. Ed egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. Ovviamente bevuto troppo. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: ecco, la notte passata io mi sono coricato con mio padre, diamogli da bere del vino anche questa notte e tu entri, coricati con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre. Ed anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. E così le 2 figlie di Lot rimasero incinte dal loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti, nemici di Israele, che esistono fino al giorno di oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ami. Questo è il padre degli Ammoniti, che esistono fino al giorno di oggi. 2 nazioni, grandi nemici, diciamo, di Israele. Fratelli e sorelle. Le catastrofi e i terremoti vengono a bussare sulle nostre porte in varie forme. Queste cose qui erano orrende. Per esempio, potrebbe essere se tu sei fidanzato o fidanzata da diversi mesi
o forse da qualche anno con l'amore della tua vita. Finalmente l'hai trovato. Poi qualcosa succede e lei o lui rompe il legame e ti lascia. In un vero senso il tuo mondo è crollato. Adesso cosa farai? Ci sono qualcuno qui che ha avuto un'esperienza del genere. Adesso cosa farai? Ho conosciuto Rachele lontano 83, scusate, l'estate, e ci siamo, diciamo, fatto il corteggiamento per circa un anno e mezzo, e eravamo convinti, almeno io. Dopo un anno e mezzo è venuto a trovare me e la mia famiglia in America, la mia chiesa. Però ha detto dopo un anno e mezzo, anno e 8 mesi o cosa simile: Davide, io non sono sicuro. Non è giusto che ti tengo per me. È meglio che ti lascio. Mi dispiace. Lei mi ha lasciato. Tutti i segni prima era proprio che il Signore ci stava guidando. Cosa faccio? Cosa faccio? In un certo senso il mondo è crollato. Signore, io ero così sicuro. Cosa faccio? Avrei potuto vagare nel buio, sentendomi, mi spiace per me stesso, vivere nella depressione, vivere, diciamo, nello scoraggiamento. Signore, dove sei? Mi ha abbandonato. Invece Dio mi ha aiutato e ho fatto 3 giorni di digiuno. Signore, cosa vuoi? Io faccio. Non lo so. Io sono disposto a, diciamo, lasciare tutto. Cosa vuoi? Stavo pregando per 2 o 3 altre cose, ma in quel giorno, proprio dopo 3 giorni di digiuno, dove non ho mangiato niente, bevuto acqua, ma niente altro, e sembra almeno quello che sentivo, perché qualcuno, e sono andato anche per consigli alla facoltà teologica, c'era una signora che era responsabile per tutte le donne in quella facoltà teologica. Dai, per me è fatto, lascia stare, non è per te. Invece un'altra, stesso reparto, la vice, mi ha detto, prega ancora. E l'altro era più duro un pochettino, allora, però io pregavo per 3 giorni in digiuno e il Signore sembra di darmi, quando tu torni in Italia, prova ancora una volta. Se dici di no, lo lascio. Però prova ancora una volta. Sono tornato, ho chiesto, lei mi ha chiamato solo per salutarmi, bentornata. Io ho proposto, senti, posso venire a Roma solo per salutarti e parlare un momentino? Lei mi ha dato il permesso, sono andato a Roma dove lei stava e ho proposto un giorno di digiuno insieme, di preghiera e digiuno insieme. Alla fine del giorno però, alla fine del giorno, dopo il digiuno tutto il giorno, mangiamo la cena insieme. Poi una cosa, 3 proposte: o tu rompi per sempre, hai piena libertà, o potresti dire sì, ci fidanziamo subito, o potresti scegliere, diciamo, di dare un tempo determinato. Questo era il 1° aprile, non si fa il 1° aprile, però abbiamo fatto quel giorno, il 1° aprile, e fino al mio compleanno, in luglio, di dare spazio per rivedere e pregare sopra cosa vuole. Poi però per il 28 luglio deve essere scelta o sì o no. Alla fine della giornata abbiamo mangiato e poi io pensavo, ero quasi sicuro che lei avrebbe fatto no. Invece lei ha detto spostiamo, aspettiamo, diamo la prova per 3 mesi, circa 3-4 mesi, fino al tuo compleanno, e poi decidiamo. Entro un mese e mezzo più o meno, metà maggio,
mi ha chiamato, ho già deciso, ci fidanziamo. Però cosa avrei potuto pagare nel buio, nel scoraggiamento, o avrei potuto dire, Signore, cosa? Io ho cercato la volontà di Dio, io voglio solo quello che vuoi tu, solo quello che vuoi tu, e Dio guida. Un altro mio caro amico, Jim, era un credente che ha fatto la scuola biblica con me. Aveva una moglie, Linda, una donna di Dio, anche lui era un uomo di Dio, almeno pensavo. E finito la scuola lui è andato a Washington e c'è una chiesa che noi ti sosteniamo, tu pianta, inizia una nuova chiesa lì a Washington dove ha proprio bisogno. E lui ha iniziato. Dopo 6 mesi i risultati non venivano. E la chiesa ha detto, mi spiace, tu non hai fatto quasi niente, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, non ci sono i risultati, tagliato, lui ha perso il lavoro. Boom, catastrofe. Lui era così convinto, era così, e non è funzionato così veloce. E cominciava a pagare nel buio. E la moglie, aveva una moglie, un piccolo figlio, Jim Jr. Alla fine lui non poteva stare più e ha lasciato la moglie e è tornato a casa con i genitori, lontano. E non voleva parlare con nessuno, né con noi, con la sua chiesa di origine e nemmeno con i suoi genitori. Poi alla fine si è sposato con un'altra donna, divorziata. Com'è possibile? In quel momento era una catastrofe. Cercare Dio o di vagare nel buio della depressione e fare scelte orrende. Purtroppo è finito male. Qualche anno dopo abbiamo sentito che lui ha chiesto perdono a tutti, però ormai le scelte sono fatte. Come finisce la tua vita dopo una tragedia dipenderà come tu risponderai quando ti trovi davanti a questo buio, bivio. Cosa farai? La nostra vita è piena di bivi. Le scelte che prendiamo davanti a questi bivi nella nostra vita determineranno la direzione della nostra vita. In un certo senso determineranno anche la direzione della vita dei membri della nostra famiglia. Perché diciamo le nostre scelte non è solo per noi, influenza anche tutti i membri della nostra famiglia. Ricordate la vita di Saul? Saul aveva un appuntamento con Samuele di aspettare prima di andare in guerra contro i Filistei. E Saul è arrivato, la data è arrivata e non c'era Samuele. Allora si è forzato e ha fatto qualcosa davanti al bivio. Aspetto Dio, Samuele, lui ha preso e ha forzato e ha fatto l'offerta a lui. Una cosa, e così ha perso il regno. Guardate questo. Noi abbiamo un ragazzo afghano che abita con noi, un uomo di 31 anni, con noi ormai da un anno e 3 mesi. E non trovava lavoro. Cioè lui prima era tutto il permesso 5 anni, tutto il resto, e la prefettura ha mandato a Belluno, vicino a Belluno, in un paese un po' oltre Belluno, a fare apprendistato come elettricista. E poi dopo un anno è tornato a cercare lavoro a Trieste. Abbiamo dato, sapendo che non aveva soldi, non aveva niente. Allora, era un ragazzo d'oro. Abbiamo accolto in casa nostra per 1 anno e 3 mesi. Un mese fa, lui era scoraggiato enorme, mi ha detto a Laura, forse andrò, non trovo lavoro, cerco lavoro e non trovo lavoro. Io avevo essenzialmente, senti, aspetti, qui alla lingua, qui tu conosci italiano, se vai in Francia non conosci la lingua, devi riimparare tutto. Tu hai vita e alloggio gratuito e hai la famiglia spirituale.
cosa farai? Io ho il coraggio da resti. Dio provvederà, Dio sa, Dio è tuo padre, tu sei suo figlio, Dio prima o poi provvederà per te. Devi aspettare. Dio sa il tuo bisogno. Circa 2 settimane dopo, nella nostra vita, possa Dio parlare ai nostri cuori oggi. Preghiamo. Signore nostro Dio, noi tutti abbiamo vivi nella nostra vita, qualche volta più facile, qualche volta più difficile. Padre, aiutaci di cercare la tua faccia, cercare la tua volontà e di aspettare, Padre, che tu sai i nostri bisogni e tu hai promesso di provvedere per ogni nostro bisogno. Poi tu, Padre, aiutarci ad imparare da queste storie di Lot e di vivere la nostra vita in totale dipendenza su di te. Fare le scelte che tu vuoi per noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Grazie Davide, grazie al Signore che ha messo nel cuore di Davide queste parole. Abbiamo capito tante cose oggi, siamo partiti dicendo che il nostro Dio è un Dio che ci dà gioia, che ci dà pace, che ci dà protezione, è un Dio che ci offre l'eternità, tutti i giorni ci offre l'eternità. Ma abbiamo visto anche che di fronte a un bivio Dio ci avverte prima e abbiamo visto che se aspettiamo la sua volontà e il suo tempo può fare anche grandi miracoli, come abbiamo appena sentito nella vita di questo afghano che non conosciamo il nome. Abbas, difficile per me pronunciare. E quindi abbiamo 1000 ragioni per lodare il Signore, per tutte queste ragioni che abbiamo appena spiegato. 1000 ragioni. Cantiamolo assieme questo canto. Facciamolo in piedi questo canto che ci aiuta a cantare meglio. Programmarla nel computer. E mi stupisce la frase dove dice: non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Un po' come ha fatto Davide, pregando, digiunando e aspettando la volontà del Signore. Amen. Vorrei lasciare tutti, soprattutto la diretta da casa, con questo versetto da Prima Tessalonicesi capitolo 5. Or il Dio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen.